sarayıp da. Atan evi yok. 20. 20 yani.
Corre! 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 Matranga! Di cappello! Ma io come che gli ho detto? Ciuccio, quanto ho detto? Ma può bello, non vede quasi Vieni, Bali, ti aspettiamo. Dai. Tre punti per scappare dalla zona playout, 3 punti per inseguire il sogno playoff. Sono i primi 3 punti dell'anno 2025 per San Giorgio Piana e San Vito Lo Capo. Benvenuti qui dal comunale del paese trapanese da Gabriele Rispetta. Oggi San Vito San Giorgio, la prima giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza. Andiamo subito a raccontarvi i protagonisti di questa gara, partendo dalla formazione dei padroni di casa, il San Vito che gioca con in porta Rusconi, poi Cicala, Mannina, Secuma, Ua, Chieffo, Bulades, Prestigiacomo, Balistreri, Barri e Issa, agli ordini di mister Policani, che però sarà qui dietro di noi in tribuna, anzi tra i tifosi del San Vito, in quanto è squalificato. Foto di rito per i ragazzi che oggi giocheranno con la maglia blu e bianca a strisce. Foto anche per il San Giorgio Piana. Prima però un minuto di silenzio per la scomparsa di Aldo Groppi, una figura importante del calcio italiano degli anni 70-80. Adesso ci andiamo anche nel corridoio e poi racconteremo la formazione del San Giorgio. Fischia il direttore di gara di oggi, ovvero il signor Quadrotto della sezione di Messina, accompagnato dagli assistenti il signor Poma della sezione di Trapani e la signora Di Florio della sezione di Palermo. Andiamo quindi con la formazione del San Giorgio, mentre il primo pallone dovrebbe essere i ragazzi di mister Policani. Quindi andiamo anche a raccontarvi la formazione della squadra ospite, ovvero quella del San Giorgio Piana, con la man in porta, poi Gaio, Tricoli, Parisi e Duli in difesa, Corso, Scalisi e Pace a centrocampo a supportare le azioni di Logrande, Torres e Bargione là davanti. Queste le scelte di mister Chinnici, anche obbligate visto il forfait di Maltese, che comunque è in panchina, il miglior marcatore della stagione dei pianesi. Adesso aspettiamo il fischio del signor Quadrotto, che dovrebbe arrivare a breve. E proprio in questo istante inizia quindi San Vito Lo Capo contro San Giorgio Piana. Primo pallone che in realtà è per il San Giorgio, ha scelto invece la porta alla loro sinistra la squadra del San Vito, la mia e la vostra soprattutto sinistra. Quindi San Vito attaccherà da quella parte di campo all'altra, quella destra, dove in questo momento difende i suoi pali la men. Primo possesso adesso per i pianesi, subito contratto però qui il giocatore del San Giorgio, prova a mettere il pallone al centro Bulades. Tentativo che però si chiude sul fondo. San Vito che ha qualche nuovo colpo nel suo
nella sua formazione, nel suo 11 titolare. Abbiamo visto già Sekoum e Cikala arrivati dal Partinico nel corso di questa sessione invernale di trasferimenti. C'è anche Balistreri che ha iniziato la stagione con il San Giorgio, quindi sarà una gara importante per lui, una gara da ex. Quanto riguarda invece la squadra di mister Chinnici, oggi nuova freccia nell'arco del mister del San Giorgio, lo grande lì davanti, sicuramente giovane ancora, ma che già può vantare esperienza anche in Serie D con la maglia del Sant'Agata, oltre che un inizio di stagione con la maglia del Marsala. Giro palla quindi del San Giorgio, lì dietro dove c'è Duli che già gira questa sfera a cercare il suo compagno più vicino, ovvero il numero 5 Tricoli. Da lontano però il San Vito in questa suggestiva cornice. La Men rischia qualcosa, ma riesce comunque a pulire la sua tre quarti campo. Allora ancora per i sanvitesi, prova a girarsi subito Berry, è lui che viene da un'altra esperienza in questo campionato di eccellenza. Attenzione, prova a correre subito Torres che strattona in maniera irregolare il suo marcatore. Torres che oggi ovviamente alla numero 9 ha anche la pressione di dover portare avanti l'attacco del San Giorgio Piana, avendo Maltese fuori per qualche noia di tipo fisico. Messa per il San Giorgio che si è tramutato in un'occasione con la corsa di Torres, fermato però il numero 2 Cikala che adesso scambia con Awa. Proprio Cikala va lontano, viene fermato dalla interdizione di Duli, prova a controllare Berry, infatti va a sinistra, prova su quella zona di campo a creare qualcosa di San Vito, anche se ancora le squadre si stanno studiando. Cikala, controllo insidioso anche perché c'è lì a pressarlo forte il numero 10 Pace, che adesso va anche a controllo, colpito duro proprio davanti a noi Pace. Calcio di punizione per il San Giorgio, facile la chiamata del signor Quadrotto. E allora palla per Duli che si appoggia subito dalle parti di Tricoli e può giocare il San Giorgio, però sembra essere partita a 3 mister Chinnici. Si stacca Gaio dalla linea di difesa e il pallone ancora torna tra le fila dei padroni di casa. Può prenderla anche Rusconi che di qua va alla creazione del gioco, ma sbaglia completamente il passaggio. Arriva Bargione sul pallone, Bargione poi preferisce tornare dietro dove c'è un'altra volta Duli, un leader a tutti gli effetti della difesa di mister Chinnici. Adesso con calma ricomincia il San Giorgio, la sua metà campo. San Giorgio che ha una migliore, qua al rischio si prende un'altra volta Rusconi che poi rischia tantissimo sul pressing alto di Scalisi. Prende però palla il San Giorgio che chiama in causa anche il suo portiere Lamin Sisei. Disimpegno difficile da portare a termine, ma comunque che riesce al San Giorgio. Rischia però troppo qua un'altra volta Bargione, allora può imperversare lì a sinistra Budales, viene fermato però un'altra volta da Lamen. L'avanzata del San Vito deve stare attento a questa corsa di Torres che però incespica un po' nel controllo, che non è felice. Poi Sekoum riesce a questo pallone, anche se lo riprende subito Pace. Torres può girarsi, lo grande gioca i triangoli il San Giorgio che adesso prova a fare giro palla nella metà campo avversaria. Corso però si accontenta di tornare dietro dove c'è un'altra volta Tricoli, quindi Duli. Dicevo, il San Giorgio è una delle squadre che rende meglio in trasferta, la quarta in questo campionato, rende meglio fuori casa che al Licauli. Questo rilancio poi a cercare la testa di uno dei giocatori a destra da parte di Bargione,
sta giocando su quell'out dove comunque c'è anche Lo Grande, quindi probabilmente Bargione sta giocando più come interno di centrocampo, mentre proprio Lo Grande assieme a Torres a avere compiti più offensivi. Quasi un 4-4-1-1 per ora quello di Mister Chinnici. Riprende palla proprio Pace, va sul destro, torna dove c'è Torres, che può anche pensare ad andare in porta. Torres, conclusione facile per il portiere avversario Rusconi. Comunque già qualcosa, perché si fa vedere Torres ancora secco in questo campionato, dove comunque il San Giorgio non segna tanto, sono solo 13 gol messi a referto, ma anche 10 quelli subiti, quindi comunque a prescindere San Giorgio è una di quelle squadre che tende più a studiare, tende più a creare partite riflessive più che spettacolari e pirotecniche. 10 gol, tra cui ci pensiamo dopo, perché qua Lo Grande aveva fatto un grandissimo controllo, l'ex Sant'Agata, viene però fermato dall'assistente del direttore di gara, il signor Poma, perché era in posizione di offside. Batte senza problemi questa punizione Aua. Dalla parte di campo prova poi Berri a rendere dura la vita ai difensori del San Giorgio. Si addirittura stoppa, chiama il pressing avversario, ma comunque riesce a completare il disimpegno. San Giorgio che adesso si trova nella linea di centrocampo ma perde palla. Il liscio qui di Bulades, che era più a cercare un velo per qualcuno, lontanissimo altra volta Sisei, a cercare Torres, atterrato, non c'è niente per il signor Quadrotto, si arrabbia tantissimo Torres, che sembrava aver preso bene il tempo ad Aua. Ancora una volta era scappato alle spalle dei difensori avversari, e questo sarà un tema sicuramente, la fisicità di Torres, la sua capacità di saltare gli avversari. Attenzione qua, questo pallone messo un'altra volta al centro da Cicala. C'è stato un fallo su Presti Giacomo, che sarà anche toccato il volto, è stato colpito proprio in quella parte della testa del numero 8, una di quelle che funzionano meglio dal punto di vista tattico e tecnico di questo campionato di eccellenza. Per il ruolo e per ovviamente l'importanza anche che ha il numero 8 nel scacchiere del San Vito. Attenzione a Torres, può andare, sempre lui fermato da Cicala, insiste però Pace, anche lui contrato, ma comunque il pallone arriva a Corso, che prima pensa al cambio gioco, poi torna a sinistra dove c'è sempre Pace, ancora col destro, torna dove c'è Corso, scodella al centro dove la corsa di Scalisi era interessante. Alessandro Scalisi, un gol per lui in questa stagione, uno dei pochi marcatori del San Giorgio, ovviamente ricordiamo che il migliore in tal senso è proprio Maltese, che in panchina, noie muscolari per lui. Arriva Berri, torna ancora da Aua, Cicala, il velo di Bulades, ancora una volta a cercare Presti Giacomo, spinto in maniera anche maliziosa da Duli, ma ancora buona punizione per il San Giorgio. Lo stanno pizzicando a Presti Giacomo in questo inizio di gara, l'ha capito anche Bulades, che prova quindi a imperversare a destra per aiutare il suo numero 8. Altro rilancio in avanti, Aua perde ancora una volta Torres, fuori gioco però. Moreggia il pubblico ospite venuto anche in numero decisamente importante qui al comunale di San Vito. 0-0 ancora dopo 10 minuti, lo vedete la nostra grafica in alto nel vostro schermo. Ancora Aua, controllo con il petto del numero 5, che poi con calma guarda i suoi compagni, preferisce tornare un'altra volta dal suo compagno più vicino, ovvero il numero 6 Ceffo. Attenzione al pallone che Santo gira
nella metà campo del San Giorgio. Ricordiamo che oggi inizia il 2025 di eccellenza. San Giorgio è promozione che hanno iniziato l'anno scorso non con l'impegno di questa categoria ma con l'impegno di promozione, perché entrambe erano nel campionato che ovviamente è una categoria sotto a quello di eccellenza. San Giorgio ha dominato il suo girone nell'ultimo torneo, mentre il San Vito, grazie alla cavalcata in Coppa di Promozione, è riuscito a ritagliarsi un posto nel roster delle squadre di eccellenza. Adesso qualche discussione di troppo lì nel disco di centrocampo. È bravo il signor Quadrotto a sedare subito ogni possibile mischia. C'è Balistreri, uno dei più cercati ovviamente dai suoi ex compagni per via di questo importante match del quale ovviamente è protagonista indiscusso per via dell'inizio di stagione avuto con la maglia del San Giorgio. Spinto qui Capitan Corso, calcio di punizione per il numero 8, capitano irriducibile. La formazione di Mister Chinnici. È chiamato il taglio di Bargione, il pallone è proprio per lui, almeno in quella zona di campo. La riprende però Cicala, che poi prova a mettere in corsa Bulades, ce la fa. Ancora il capitano del San Vito. Torna dove c'è Secum. Va Cicala. Aua, va lontano. Prende palla per il San Giorgio e potrebbe anche ripartire Pace. Pace va dove c'è Logrande. In mezzo a due il numero 7. Si prende però palla Pace. Un flipper per la parte di campo. Corso non cambia gioco. Torna dove c'è Torres, che si è spostato sugli esterni. Già è entrato qui il numero 9, che suole fare questo, suole decentrarsi nel corso della partita. Ovviamente così lascia scoperta l'area di rigore, che di solito è un affare di Maltese. Adesso porta avanti lui il pressing, gestendo però il pallone, e qua passa vicino a noi senza colpo ferire, però ma per quanto riguarda la nostra postazione è anche il San Giorgio che anzi guadagna una rimessa laterale. Viene chiamato Bargione da dietro dove c'è Duli. Cambia gioco il numero 3, neanche con tanta difficoltà, in quanto da quella parte di campo c'è solamente il suo compagno Parisi. Controllo di Bargione un'altra volta. Pace lo invita a palleggiare. È colpito poi il numero 11 che aveva fatto una grande giocata. Si prende questo calcio di punizione arrivati al 14° di gioco. Diaz Bargione, anche lui è entrato a stagione in corso per quanto riguarda il San Giorgio. Mette due uomini in barriera Rusconi. Sono Presti Giacomo e Cicala, mentre sul punto di battuta vediamo Pace e Corso che si allontana, quindi sarà proprio Pace ad andare verso la porta di Rusconi. Si allontana Francesco Corso, sarà un affare di Pace. Pace, cross al centro, fermato da Bulades, non era neanche tanto preciso il tagliente destro del numero 10. Allontano Corso. E questi sono sempre palle interessanti, visto che la difesa del San Vito soffre questo tipo di rilanci. Fallo però qua fischiato ai danni di un giocatore del San Giorgio che ha effettuato un fallo verso la zona mediana del campo a Secum. Lui è uno dei giocatori con più esperienza in questo match, classe 81, ha giocato anche in Serie C, 45 i gettoni per lui e poi più di 3 centinaia di partite in Serie D, giocatore espertissimo. Attenzione al pallone, qua arriva proprio e c'è Cicala, sempre il numero 2, chiama in causa Bulades, rientra il capitano per Secum che però sbaglia la misura del passaggio.
Allora ritorna il San Giorgio, ancora con Duli. Sì, sei. Rischia il portiere del San Giorgio, pallone impreciso, attenzione a Bulades che ha avuto l'occasione, la prima vera del match, su un errore ingenuo di Amen C6 che ha provato a cercare il suo compagno più sulla sinistra, ovvero Bargione, ma stava regalando un'occasione d'oro a Bulades che di prima intenzione non è riuscito a centrare la porta, che era sguarnita perché il numero 1 del San Giorgio era fuori dai pali. Attenzione quindi a questi errori dietro. Abbiamo visto che i portieri, sia Rusconi che Lamen, sono molto bravi con i piedi, sanno come trattare il pallone, lo vogliono fare con eleganza e frequenza, ma questo può essere un'arma a doppio taglio. Palla per Cicala. Per Balistreri che gira dalle parti però dei suoi ex compagni, quello di Parisi. Ancora Parisi, colpito però al volto il suo marcatore, e quindi calcio di punizione, e forse c'è anche una segnalazione danni di Balistreri. No. Tutto ok, signor Quadrotto voleva solamente scambiare due paroline con Parisi, che ha allargato troppo il braccio, ha colpito al volto il suo avversario. Non abbiamo visto chi dei 10 giocatori di movimento del San Vito ha subito questo fallo. Si rialza adesso. Calcio di punizione quindi per i padroni di casa. Quando siamo entrati nel 18° di gioco, il fallo l'ha subito Alessio Mannina, uno dei giocatori di maggiore rendimento difensivo della formazione di mister Policani. In questo momento, ricordiamo, è dietro la nostra postazione in quanto è squalificato e quindi non può partecipare alla gara in maniera attiva dalla panchina come ha fatto nel corso di queste prime 15 giornate di campionato, dietro Aua a cercare il portiere Rusconi. Ceffo, ancora Ceffo però rischia sul pressing Berri, che viene colpito da dietro. Si gioca, non c'è niente per il signor Quadrotto, che non ha neanche mosso le braccia per indicare un'eventuale prosecuzione del gioco per via della regola del vantaggio. Riprende palla Secum solo per un attimo. Ancora gli scambi tra Ace e Corsi. Si rivedono i due, ma poi Pace preferisce tornare dall'altra parte del campo. Tricoli gira. Va lontano, c'è Aua, mette in calcio d'angolo. Fabio! E allora, occasione per il San Giorgio, occasione per Pace. Sta sentendo le chat dalla panchina tra il mister del San Giorgio e il resto dei suoi giocatori in campo. Allora, mischia all'interno dell'area di rigore. Sono pochissimi i giocatori che non sono in questo momento negli 11 metri che difende Rusconi. 20° in corso, che arriva al centro, deviazione finale da parte di Parisi. La parata di Rusconi, che ha fatto una grande volata lì a sinistra, ha messo le ali e ha anche stoppato il pallone di Parisi, che era comunque non il più potente del mondo, però sempre insidioso in quanto ha colpito e soprattutto ha rimbalzato sul terreno nel campo comunale di San Vito prima di arrivare nella porta del portiere del San Vito. Rumoreggia anche il pubblico pianese questo contatto tra Bargione e un'altra volta Prestigiacomo. Insiste a sinistra il San Vito, arriva nel rigore, viene fermato però prima che potesse diventare pericoloso Issa, e allora calcio d'angolo per i bianco-blu. Si ripropone la stessa situazione di poco fa, ma a parti invertite, porte invertite. 21 km adesso.
lontanissimo Pace, chiamava quasi il pallone a dire usciamo e partiamo in contropiede, ma intanto sta il Vito destra, attento qua a San Giorgio, che rimane lì, vogliono un tocco con il braccio, c'è in realtà un fallo in attacco messo da un giocatore del San Vito, era caduto a terra Parisi, spinto mi sa da più che da Berry, da Aua, centrale del San Vito, che era salito proprio in occasione di questo calcio d'angolo. 21esimo che si chiude ora, come avevamo anticipato poco fa. Siamo praticamente quasi alla metà di questo primo tempo, con pochissime emozioni, ma ormai un tran tran a cui la squadra di Chinnici ci aveva abituato. Riprende palla a Voix, e allora ancora pallone per il buon Sti Giacomo, che ha già cambiato gioco. Imperversa lì a sinistra il San Vito, 2 giocatori a terra del San Giorgio. Uno di questi era Parisi, l'altro era Tricoli, che era entrato bene anche in spaccata per prendere questo pallone. Contropiede dei bianchi, ancora con Torres, fermato da Wa. Rimane a terra il numero 5 del San Vito. Altri scontri vicino a dove era schizzato il pallone dopo quello scontro. E ancora a terra il centrale bianco-blu. Ma allora Torres a assicurarsi delle sue condizioni. 0-0 ancora qui al comunale di San Vito, in questo avveniristico paesaggio. Quello che sentite alla vostra sinistra, credo, cioè avete le cuffie orientate, è proprio Mister Pulicani. Stanno indicazioni ai suoi. La palla adesso è per il San Vito, sì, ma Bulades la ridarà al San Giorgio, visto che aveva messa fuori Tricoli. Applausi che volano da parte dei tifosi del San Giorgio, via della sportività dei ragazzi del San Vito. Corsi, Duli rischia sul pressing di Bulades, palla compra ancora per i ragazzi Meia Bianca con Torres che fa la sponda. Pace torna dove c'è Torres, ancora lui. Torres apre lo scambio perfetto nel rigore, che infatti vale un fallo, credo però fuori dall'area. Sì, fallo, confermiamo, è arrivato fuori dal rigore. Lo scambio però aveva messo in porta praticamente lo grande, fermato da un ottimo Rusconi prima ancora che potesse scaricare verso lo specchio della rete, ma c'è un calcio di punizione quindi per il San Giorgio. Momento topico del match. Adesso si rialza Torres, che aveva subito il fallo, aveva messo però praticamente in porta il suo compagno. Dai calci di punizione, paradossalmente averli così vicini all'area di rigore non è neanche un vantaggio per chi tira, perché la barriera è molto vicina alla linea di porta e quindi è difficile trovare proprio l'arco giusto per renderla potente ma precisa, che si alzi sopra la barriera ma che non vada sopra anche la traversa che sta difendendo adesso Rusconi, e lo sta facendo molto bene in questo inizio di gara. Sul pallone ci sono in questo momento Torres, Corso e anche Pace. Vediamo chi è che andrà alla battuta. C'è anche il Coccodrillo per il San Vito. Allora, ancora qualche discussione che deve sedare il direttore di gara, il signor Quadrotto. Guardiamo nella sezione di Messina. Calcio di punizione, quindi abbiamo anche lo zoom per farvelo vedere meglio. Si allontana Pace. Si era avvicinato anche Tricoli momentaneamente, ora pure Parisi. Adesso sembra un affare tra Pace e Torres.
lo scambio, Torres spacca la porta, un gol fantastico del numero 9 che sostituisce in maniera perfetta Maltese e mette avanti i suoi 1-0. Palestrari! 1-0 per il San Giorgio. Gaglio! Le ci bottiglia va! La rete di Thiago Torres. 26esimo di gioco. 1-0, si ritorna a far rotolare il pallone qui al Comunale di San Vito. Maggiori Torres poco fa con la sponda che aveva messo in porta allo grande, è servita poi per guadagnare questo calcio di punizione, per insaccarla lì dove Rusconi non può arrivarci neanche se parte con 2 giorni di anticipo. 1-0 quindi per il San Giorgio. Poi qua controllo con il braccio di Balistreri, calcio di punizione per San Giorgio. Grande realizzazione di Torres, che adesso chiama palla lì a sinistra. Torres infatti aveva corso proprio in quella zona di campo, va ora sul pallone, si lamenta tanto Rusconi per via dell'atteggiamento un po' passivo dei suoi. Qua non c'è niente su Balistreri, prende palla allora subito la grande, fermato però da Rusconi. A pronta conclusione quindi il numero 7 voleva ovviamente farsi vedere al meglio in questo suo esordio in maglia pianese. Attenzione poi alla corsa lì di Berry, con lui Issa e l'ultimo tocco è del giocatore del San Vito, quindi rimessa per il San Giorgio, che tiene anche palla in questa situazione pericolosa che vedeva Berry e Issa partire lì a sinistra. Alza una palombella la difesa in maglia bianca, riprende palla Aua, un ottimo stop anche. Poi tiene palla in campo Pace, non ce la fa, meglio per lui perché aveva messo praticamente in moto Aua lì a destra. Cicala a battere questa rimessa. Lontano Cicala, esce Pace, Aua in che modo a spizzare questo pallone, prova a stopparla Secum, ce la fa. Adesso gira palla il San Vito, Aua, grande giocata rischiosa ma che vale un dribbling, a questo lancio a cercare Issa che cerca subito dalla parte mannina, lotta il numero 3 ma alla fine prova a spuntare sul pallone corso. Gioco fermo, ci sono 2 giocatori a terra, uno per parte. Oh, guarda linea! Adesso cerchiamo di capire anche cosa è successo in quella zona di campo. (1-0). Già migliora il suo score in questa gara di ritorno il San Giorgio, visto che a Licauli, la gara che ha aperto il campionato di entrambe le squadre, che ha aperto questa nuova avventura in eccellenza per San Giorgio e San Vito, era conclusa sul punteggio di 0-0. Chissà, magari è il preludio di un 2025 con gol e spettacolo per il San Giorgio. C'è un San Vito che vuole rimediare, che vuole reagire, e ancora comunque siamo solo alla mezz'ora della gara, manca un quarto d'ora più recupero alla fine del primo tempo e comunque c'è molto da raccontare ancora. Bargione va sul destro il numero 11, va a cambiare il gioco ma viene colpito proprio sul più bello da Bulades. Calcio di punizione per il San Giorgio.
Deve battere Corso, lo fa adesso a sinistra dove c'è Bargione che ha troppa fretta di mettere in moto il suo compagno. Attenzione a Balistreri che rende dura la vita a Tricoli, ottiene il pallone numero 9 ma non c'è niente per il signor Quadrotto. E allora ancora una volta Siselamen a mettere questo pallone nella disposizione di uno dei suoi compagni. Corso cambia gioco, va dove c'è Bargione e controlla senza difficoltà, non punta l'uomo, torna dove c'è Pace che aveva chiamato a gran voce questa sfera. Ancora Pace, lo scambio con Corso, Pace, sempre loro due. Posso provare a cercare Bargione, lo scontro con Cicala, regolare per il direttore di gara. Poi arriva proprio il numero 8, Ciccio Corso, fare sentire la garra dalla parte di campo a Presti Giacomo. Cicala la battuta di questa rimessa laterale. Poi sfortunato qui Presti Giacomo e colpisce Balistreri. Cicala a battere questa rimessa, allontana il numero 2 dove c'è CFO, apertura a sinistra per Mannina. Issa prova ad andarsene con grande velo, corre il numero 11, attenzione a Issa che entra in aria, pallone che arriva al centro, viene colpito Issa ma senza fallo. Attenzione al contropiede del San Giorgio, fermato subito però dall'ottimo recupero di CFO che mette questo pallone al centro dell'area dove c'era solo soletto Bulades che ha provato il colpo di testa, va lontano Sisei. Attenzione perché la partita adesso prova a accendersi e sarebbe anche molto bello per lo spettacolo che le due squadre possono offrire ma che spesso e volentieri hanno desistito dal fare nel corso di questo campionato di eccellenza. Scambio con Balistreri, non chiude però azione del San Vito, 1-0 quindi arrivati al 33esimo che si è chiuso proprio adesso. Rete di Torres sullo scambio con Pace di Suola, gli ha consegnato un pallone prelibato da mettere in porta. Una delle classiche punizioni a 2, anche se non era per nulla in diretta, poteva anche andare direttamente verso lo schermo difeso da Rusconi. Pace ma ha preferito servire Torres che ora prova a ricambiare il favore. Pace in aria, ancora lui, pallone che arriva al centro ma esterno della rete, colpito qua dal numero 10 che voleva cercare al centro Logrande. Ricordiamo un nuovo acquisto del San Giorgio, sta spendendo ma ancora parte un tiro provato, non ha impensierito Rusco, vedi che viene anche una stagione dal Sant'Agata in Serie B. Attenzione alla corsa di Bulades, in area di rigore, Bulades, la parata di Sisei, bravissimo qua il giocatore del San Giorgio che prende adesso anche in presa alta questo pallone e chiama calma. L'occasione qui ghiottissima per Bulades, fermato dall'imprecisione e dall'ottima chiusura di Siselamen. Lascia Santi, lasciala. Palla per Bargione quindi. Corso, Bargione, dietro Corso dove c'è Tricoli, ottimo cambio gioco a cercare Torres, si chiude però sul fondo, il tentativo del 5, vuole un'altra volta cercare la profondità, una soluzione che il San Giorgio ha cercato nel corso dei primi minuti di gara, anche con risultati interessanti. Grande Fabio! Ancora palla per i biancoblu. In qualche modo è passato questo pallone di Issa. Attenzione alla corsa di Bulades che era in fuorigioco. Deposita in gol Bulades.
ma si lamenta il pubblico di casa. Questo fuorigioco di pochissimi centimetri di Bulades. Segnalato la direttrice di gara, guardalinee Irene Di Florio. La sezione di Palermo. Controllo poi qua provato da Bargione, fermato da Cicala. Lo scambio concorso, ancora Bargione prova ad andare là a destra, lascia scorrere senza problemi qua il numero 3 Mannina. gratis. Puro cannolo, signorina. Aua, ottimo il controllo di Aua, con la faccia quasi, si immola davanti 5 a cercare un'altra volta Bulades. È una soluzione che spesso e volentieri ha perseguito Aua, con Bulades che però occasione l'ha avuta, immagino quella di testa o quella di poco fa dove era tu per tu con la man, ma è stato bravo il portiere del San Giorgio in entrambi i casi a effettuare la parata. Sekum, ancora il classe 81, cercare Bulades, ottima l'idea, Bulades, pallone al centro, sì sei. Un'altra volta, poi va anche col destro, lontanissimo a cercare Torres, gli non è male, Torres contro Mannina, prende palla il 9 che prova anche a impensierire l'altro centrale della formazione in maglia bianco-blu, assieme a Aua, ovvero CF. Rimessa per il San Giorgio, non aumenta i giri del motore, la squadra di Mr. Chinnici aspetta di riformarsi davanti, sistemarsi dietro. Allora Parisi batte questa rimessa, torna dove c'è un'altra volta il suo compagno più vicino, ovvero Scalisi, sbaglia per il passaggio poi Corso che deve per forza di cose strattonare Issa, primo giallo della gara a Corso. Monito Corso, prima sanzione disciplinare combinata oggi dal signor Quadrotto, arrivata al 39esimo, giallo per il numero 8 del San Giorgio Piana, che deve stare attento ancora da Aua, controllo orientato di Aua, poi preferisce tornare a Rusconi, di destra o Rusconi a cercare un'altra volta Issa che era in fuorigioco. La spinta tra Issa e Tricoli. Messa per punizione per il San Giorgio, già battuto la Raduli. Ancora Duli, controllo di Duli fuori misura, può ripartire Bulades, attenzione al numero 7, ancora il 7, torna dove c'è Berri, lo scambio non si chiude, bravo Duli, poi lo scambio ancora tra Cicala e Aua, sempre Aua, fuori, grande giocata di Ceffo che rischia tutto in mezzo a 3 uomini, ma perde poi palla sul passaggio dopo. Attenzione a Torres che non controlla, era difficile perché era stato preso in controtempo il numero 9, 40esimo di gioco, 1-0 per il San Giorgio, gol di Torres sugli sviluppi di un calcio di punizione. Lascia scorrere questo pallone CF, adesso con calma aspetta compagni, preferisce appoggiarsi a Mannina che lì a sinistra adesso vuole accentrarsi, Balistrai viene anticipato senza fallo, allora ancora buono per Issa che torna quindi dal suo centrale. San Vito che prova a tornare in lotta per la gara, fa con Bulades che è quello più cercato, quello più attivo anche nell'attacco del San Vito, quello che però ha sbagliato di più lì davanti quando il pallone inizia a scottare. Calcio di punizione per il San Giorgio, 41esimo di gioco dei 45
previsti per questo primo tempo. Forse qualche minutino di recupero per via di tutti quegli scontri che hanno portato dei piccoli momenti di interruzione. Potrebbe anche esserci. Qua va a vuoto completamente. Rusconi consegna una importante occasione da calcio d'angolo per il San Giorgio. Ha sbagliato la lettura di questo pallone Rusconi, forse anche il sole ha contribuito, forse semplicemente un errore da matita blu. Il numero 1 deve sperare che non porti qualcosa di più. Stai zitto. Calcio d'angolo. Batte al centro, esce bene Secum, ma ancora occasione per Pace che può rimettere al centro, un'altra volta fermato e poi Issa prova a far partire contropiede il San Vito. Corre Issa, ancora il numero 11 in mezzo al campo, in becca Berry che viene però fermato. Attenzione ancora a questo pallone pericoloso per il San Giorgio, che riesce però a domesticare senza poi particolari problemi. Manda lontano senza saper né leggere né scrivere Duli. Corre a destra Cicala, ancora lui, lo scambio con Bulades che vede la porta, prova il sinistro Bulades, fermato. Poi deposta fuori il pallone Secum, c'è un giocatore del San Giorgio a terra. Poi lo scambio di parole tra Cicala e Torres, proprio per spiegarsi quanto è successo. Non ho capito ancora chi è il giocatore a terra del San Giorgio. Forse è Corso, perché è l'unico che non sto vedendo in piedi. Cerchiamo di capire quello che è successo. 43esimo, vediamo anche qua davanti Ceffo che parla con Presti Giacomo e con Secum. Quanta è la pressione? 6? Adesso si è rialzato il giocatore del San Giorgio a terra. Calcio di azione che era stato assegnato dal signor Quadrotto sulla rimessa laterale, pallone che vola alle parti di Rusconi, riconsegna quindi la sfera il San Giorgio, ritorna l'arrembaggio del San Vito in questi ultimi minuti di primo tempo. Berry, Mannina, ancora Mannina, si accentra e cerca ancora Issa che però si era defilato a cercare un pallone sull'out di sinistra. Lamen, momento giusto per andare avanti, attenzione all'errore, la svirgolata di Secum, può partire Pace, sempre lui, cross al centro per Torres che ha avuto l'occasione del raddoppio, ma incredibilmente mette fuori da pochi passi. Si è coordinato male Santiago Torres, poteva mettere il numero 2 sul conteggio dei gol suoi di oggi e del San Giorgio. Questa gara complicata sul campo del San Vito. Attenzione per questo rilancio in avanti, cercano ancora Bulades, C6 la fa sua e perde anche qualche secondo per non fare magari infuocare il ritmo di gioco. È molto bravo il San Giorgio a fare questo, a confezionare la partita sul ritmo di gioco che vuole, che di solito è molto basso, molto compassato. Torres a cercare ancora lo grande, al centro lo grande, Torres davanti alla porta, non sbaglia due volte Santi Torres, si rifà subito ed è doppietta per lui. Raddoppio del San Giorgio, gol di nuovo di Torres, assist per Lo Grande che ha fatto una grande giocata
la stessa che ha fatto poco fa Pace, che aveva messo il pallone al centro per il suo numero 9, che però si era sbagliato l'immaginabile davanti a Busconi. Stavolta non va di prima, controlla e poi batte il portiere del San Vito, fischia il signor Quadrotto. Siamo nel tempo di recupero, perché proprio al 45esimo è arrivato il gol di Torres, il secondo della sua giornata. Dopo un grandissimo gol, una staffilata, dopo il servizio di Suola di numero 10 Pace, è arrivato poi quest'altro gol più facile di prima, ma abbiamo visto quello che ha sbagliato poc'anzi, quindi nessun gol è facile, nessun gol è scontato. Bravo Torres a non perdersi d'animo, a fare doppiette poco dopo. Mannini va da Uà. La reazione del San Vito, che è stata molto timida dopo il primo gol. Attenzione a Cicala e va lontano. Sì, sei, un'altra volta, una certezza. Spegne il pallone. Non ho visto quanti minuti ha concesso il signor Quadrotto. Siamo arrivati ora nel secondo di recupero, che si è chiuso. Vediamo veramente se farà giocare ancora. Si va lontano nel dubbio. Aouar anticipa tutti, poi il pallone supera Bargione. Bulales prova a mettere in corsa Prestigiacomo, ma esce fuori e quindi Duli può battere. Lontanissimo va Duli per confezionare questo primo tempo con un doppio vantaggio per il San Giorgio. Ancora il buon Torres a fare spallucce con Aouar, torna dietro Secum, chiama in cosa Rusconi e arriva il duplice fischio del signor Quadrotto. Finisce il primo tempo 2-0 per il San Giorgio Piana nel segno di Santi Torres. Tra poco. Scontro salvezza in piena regola, quello che si gioca al Pala Cus di Palermo. Si chiude il 2024 per Cus, Palermo e Sporting Alcamo. Due squadre che hanno bisogno di rialzare la testa per pensare all'anno nuovo con maggiore forza e maggiore grinta. Qui subito palla gol per il Cus Palermo con la conclusione che si spegne alta. C'è stata anche una deviazione non ravvisata dal tandem arbitrale, poi si accende dall'altra parte Guarino con la palla in mezzo per Marco Quinario, che porta in vantaggio la squadra giallorossa all'esultanza del giovane fantasista, fiore all'occhiello anche della compagine Under 19 Cussina, che sblocca il risultato tra le mura amiche. Non ci sta però lo Sporting Alcamo, che alla prima vera occasione da gol realizza subito il gol del pareggio. Lo firma Di Gaetano con questa punizione beffarda, più piazzata che forte, ma che va comunque a battere l'Opiparo per l'1-1 immediato della squadra bianca e blu, che poi deve resistere agli assalti del Cus Palermo. Qui una palla in mezzo, Guarino non la riesce a mettere alle spalle del portiere avversario, poi cerca ancora il quintetto bianco-blu di calciare, conclusione di Parrino respinta da Lopiparo, poi tentativo di Guarino dalla distanza sugli sviluppi di una palla inattiva, sfera che si perde sopra la traversa. Torna ad attaccare con una certa insistenza la squadra di Isgro, che qui ancora con questa giocata di Moncada al centro, con l'erroraccio di Biscari sotto porta, avrà comunque modo di rifarsi il giovane pivot del Cus Palermo, che intanto si gode il primo gol in questa avventura giallorossa di Ciccio Moncada, e la rete del 2-1 che riporta avanti la formazione palermitana proprio poco prima della fine del primo tempo. C'è però spazio ancora per un'opportunità per lo Sporting Alcamo, che va ad un passo dalla rete del secondo pareggio. Poi con le immagini realizzate da Andrea Germanò passiamo al secondo tempo, che si apre con un miracolo da parte di Lopiparo su questa imperversata della squadra alcamese. Poi dall'altra parte subito l'azione insistita e la rete del 3-1 realizzata da Mirko Guarino, e il gol
che porta per la prima volta sul +2 il CUS Palermo. L'esultanza prima verso la tribuna, poi con i compagni di squadra per il capitano del CUS Palermo che qui deve difendersi dall'avanzata ancora di Di Gaetano, ben respinto dalla difesa di casa, che poi cerca la ripartenza nell'azione successiva, e allora è praticamente un 2 contro 0 con la palla per Quinario, a tu per tu con il portiere, la respinta, poi la palla ribadita in rete e l'esultanza, il 4-1 per il CUS Palermo, che scappa via nel punteggio, ancora con Mirko Guarino che guarda la tribuna, esulta ancora una volta con la gente che è venuta a sostenere il CUS Palermo per questa partita fondamentale, partita sulla quale mette ancora lo zampino Cicciolo Piparo con una grande parata, poi ancora un contropiede, questa volta Biscari non può sbagliare, Biscari non sbaglia nel gol del 5-1, marca ancora il tabellino dei goleador, il giovane pivot, una delle più belle scoperte di questo inizio stagione molto complicato per il CUS Palermo, qui Sporting Alcamo che non ci sta a venire messo sotto così dagli avversari, però la palla gol sprecata che abbiamo appena visto grida vendetta, e allora dall'altra parte ancora CUS Palermo che attacca con la palla messa in mezzo nella rete del 6-1 e l'esultanza di gruppo qui con Quinario che ha servito veramente un cioccolatino al suo compagno di squadra nel finale. C'è gloria ancora una volta per Di Gaetano che piazza un'altra bella punizione, questa volta sotto la traversa, e la rete del 6-2 dopo la rete realizzata in precedenza da Scianna, ma non c'è più tempo, torna a vincere il CUS Palermo e lo fa in maniera roboante tra le mura amiche contro lo Sporting Alcamo. Marco lo conosciamo tutti, queste partite poi lui se esce fuori per l'avversario sono brutte notizie. Oggi è stato un grande capitano, ha trascinato la squadra, è riuscito a portare questa vittoria a casa, ma sono stati bravi tutti a reagire perché non è stata una partita facile, è stata una partita difficile. Loro difendevano bene, aspettavano di uscire fuori con i contropiedi e ci hanno fatto male con molti contropiedi, però l'abbiamo portata a casa e questa era la cosa importante. Ora un turno di riposo per voi, anche in vista di queste vacanze natalizie. Come ha visto la squadra in questo primo spaccato di campionato? C'è ancora tanto da lavorare, sbagliamo ancora molto, però cercheremo di migliorare. Adesso abbiamo quasi un mese di sosta, ma riprenderemo l'11 gennaio a Barcellona, a Messina, per l'ultima di andata, quindi avremo un po' di tempo per lavorare con serenità. Era importante vincere appunto per stare sereni, adesso dobbiamo lavorare ancora di più perché ci aspetta un ritorno ancora più competitivo e più difficile. Rialzare la testa dopo un mese complicato, due squadre che vogliono tornare a respirare vittoria. Amici di Sport Sili, buon pomeriggio da Federico Aldarella, stadio Alberto Licaoli, 14ª giornata e penultima d'andata del campionato di eccellenza siciliana Girone A Super Giovane, penultima, 12 punti, molto in difficoltà, ma entrambe hanno una gran cosa in comune nonostante gli 8 punti di distacco da Chinnici. Pallone perso, occhio a Torres Martinez con la porta vuota, Orozco si opposta alla grappa di Palermo Maltese, contatto in aria, l'arbitro aveva il fischietto in bocca e non ha fischiato, altro episodio molto dubbio di questa gara. Kinnicic, Maltese a terra, ma il San Giorgio gioca anche in un in meno. Torres Martinez prova il destro, largo, adesso tutti infuriati. Graziano su tutti a parlare. Prima di entrare in campo Chinnici ha corso le punizioni rispettivamente alle mattonelle. Va Chinnici col sinistro, rientra per Bisconti! Man mano, ci mette la mano e mette in calcio d'angolo. Grande intervento del portiere della Super Giovane e Mazzola adesso si può battere con Pace che alza le mani, va a sventagliare al limite per Chinnici che si coordina e palla che scende ma non si abbassa. Corso con la sventagliata d'altra parte, salta Torres Martinez, Ginel ha toccato ma è scivolato, allora passa Torres Martinez che poi va col destro, chiude Marrone, cross di Ginel verso Cotugno di testa, Sisè, ancora Mendia, lavora su quel binario la Super Giovane, finta di Mendia che manda al bar Visconti che è l'unico momento di questa gara, poi Cabrera prova il destro, largo, prova ad affacciarsi anche la Super Giovane che non trova pace. Orozco va alla pallone, interessante per Cotugno che deve andare a duellare con Tricoli, si mette avanti Cotugno che allarga per Orozco che è salito, va con il destro il numero 8 e conclusione che balta sopra la porta che ha molto campo, alza la testa il numero 2, va al cross in mezzo, allontana Pennisi,
Poi in difficoltà qui, Mendy sbaglia Graci! In area di rigore col sinistro a giro, pallone alto sopra la traversa. In area Visconti, Graziano, Maltese, Pace, guarda la porta, però va sul secondo palo a cercare Parisi che fa la torre, va in porta invece il suo colpo di testa, sopra la traversa. E man mano la fa sua. L'arbitro fermi il gioco e va a parlare un diretto di gara perché forse si deve sospendere in match. Per la grandine. La chiama Torres Martinez che si ibrida in aria, metti il pallone in mezzo per Azzimati, controllo sinistro di Azzimati largo. Troppo vicino, si avvicinando tantissimo a Tese che sul secondo palo, era sbucato Torres Martinez, poi Graziano, stop e destro! Che finisce fuori di un nullo, occasione San Giorgio, ma si mette avanti, bravissimo Francesco Graci, ci serve pure fallo, si prosegue, corso su questo pallone, lo mette in aria, interessante per il numero 11 che non può arrivare, era partito alla grande. Prima vede partire Azzimati e buona apertura per lui, Azzimati correva ma la palla si è fermata sulla pozzanghera, finta di Azzimati che leva, Cagapelle di fondo, poi il colpo nel palo di Maltese e il miracolo di man mano. Finta di Cabrera che si complica la vita e allora può andare il San Giorgio con la corsa di Pace, ma fischia 3 volte l'arbitro, finisce 0-0 allo stadio Alberto Licauli, un punto per entrambe, per San Giorgio e Supergiovane Castelbuono.
Sta per ricominciare qui la sfida al comunale di San Vito Lo Capo. San Vito 0, San Giorgio Piana 2. Al termine dei primi 45 minuti la doppietta di Santiago Torres, oggi numero 9, che di solito è di padronanza di Maltese, che però è in panchina, infortunato, qualche malanno nel corso di queste ultime settimane che hanno di fatto sancito la fine del 2024 e l'inizio del 2025, che sembra essere iniziato nel migliore dei modi dal punto di vista realizzativo, almeno per il San Giorgio Piana, che era fermo a 13 gol prima di oggi segnati in campionato. Con questi due di Torres arriva a 15 di segnate. Torres, che è complice anche una serie di infortuni e alcuni impedimenti di natura tattica, in quanto ha sempre giocato alle spalle più che altro della punta maltese, aveva ancora alla voce gol, 0 reti segnate. Adesso trova le sue prime 2 reti in campionato con la maglia del San Giorgio Piana per quanto riguarda questo girone A di eccellenza. Il miglior marcatore dei pianesi rimane Maltese, che però ovviamente, come vi raccontavo, è in panchina perché deriva da una serie di infortuni che l'hanno precluso di fatto dalle scelte iniziali di questo match. Attenzione però a San Vito, che vuole cercare quantomeno di riscattare una prima parte di gara sicuramente sfortunata, ma che può sembrare solamente dal punto di vista del risultato ancora agguantabile. Qualche occasione l'ha avuta soprattutto col numero 7 Bulades, che ha più volte impegnato l'Amen in alcuni interventi per difendere la porta del San Giorgio. Qualche cambio per mister Policani, che ricordiamo è squalificato, infatti non figura in panchina, bensì è qui alle nostre spalle assieme ai tifosi che oggi sono venuti qui al comunale di San Vito Lo Capo per vedere la gara che apre il girone di ritorno del campionato di eccellenza. Sono entrati in questo momento Spadaro e Adelfio, numero 13 e numero 17 della formazione di casa. Attenzione alla corsa lì a destra, sempre provata da Bulades, che ottiene nulla perché è rimessa per Sisei Lamen. Adelfio, annunciato solamente qualche settimana fa arriva dalla Don Carlo Misilmeri, ha già esordito la maglia del San Vito nelle gare finali del 2024, trova quindi un altro spazio, altri minuti nel corso di questa gara complicata però per il San Giorgio, per il San Vito, pardon, il San Giorgio, che è sicuramente straripante, è stato straripante nel corso del primo tempo, soprattutto nella parte finale, con un Torres che ha avuto anche un'altra occasione e poteva essere addirittura superiore il conto dei suoi gol. Ha avuto, a parte i 2 gol segnati, anche un'occasione nel mezzo a sandwich tra le 2 reti, un'occasione clamorosa, sbagliata, pochi passi alla porta di Rusconi, che poteva fare davvero ben poco. Non c'è arrivata segnalazione su chi è uscito nel San Vito, sappiamo solo che è entrato, l'abbiamo anche capito ai numeri di maglia, dalla zona impiegata. Credo che ad essere riusciti siano i 2 numeri 10 e numero 11 del San Vito, ovvero Berri e Issa, anche perché assieme a Balistrei là davanti sta giocando adesso proprio Adelfio, mentre al posto di Issa, che era più un esterno mancino, sicuramente più prontato all'attacco, sta giocando adesso Spadaro. E quindi cambi in questo senso per il San Vito. Deve stare attento il club di casa alla zona bassa della classifica, ne parleremo fra poco perché adesso è partito in contropiede per un momento Bargione, che abbiamo visto giocare davanti a noi. Adesso giustamente, per leggere la prospettiva, vediamo dall'altra parte del campo, anche in maniera abbastanza ridotta. Stessa cosa per Bulades, che adesso scambia con Balistrei, sempre il numero 7. Bulades, contratto, riesce comunque ad andarsene, poi più che un tiro questo era un cross al centro, ritorna sul pallone Spadaro che va verso il rigore. Sisei miracolo su Bulades, a botta sicura, un'altra volta
il migliore in campo assieme a Torres per il San Giorgio, è sicuramente il portiere. Attenzione quindi a queste corse sulla sinistra di Spadaro, che ha già messo qualche pallone interessante. Poi qua Secum viene travolto dal suo stesso compagno, ovvero Aouar. Pallone per il San Giorgio, nulla da registrare per fortuna per Secum, uno dei giocatori con maggiore esperienza in campo, abbiamo detto, classe 81, ha anche giocato tra i professionisti, 45 partite in Serie C per lui e poi una carriera in Serie D e anche in eccellenza davvero piena di soddisfazioni e presenze. E soccorre per l'altra parte del campo Pace. Attenzione al 10 che va, c'è Parisi, il sombrero di Parisi e arriva in porta subito dopo Scalisi. Pallone a metà tra i passaggi rasoterra e l'estro di Parisi che l'ha alzato per saltare un avversario, per metterlo in condizioni di andare in porta addirittura a Scalisi. Un gol per lui ad oggi in campionato, uno dei pochi marcatori, come dicevo, del San Giorgio, che prima di questa gara aveva solo segnato 13 reti nel corso delle prime 15 giornate di campionato. Spesso alla voce gol nel tabellino finale figurava lo 0-0 nelle gare del club pianese. C'è un problema per Duli, che si toccava già da un po', non credo che siano crampi perché continua a assaggiarsi la parte di gamba. Esce quindi Duli, entra Francesco Graci, cambia poco nello scacchiere tattico di mister Nici. Sempre si completa il cambio, coadiuvato qui il signor Quadrotto, carica di oggi, al suo primo assistente, ovvero il signor Poma. Dall'altra parte del campo invece la signora Di Florio, che dà comunque normale sua sufficienza per la terna arbitrale. Non abbiamo registrato particolari errori, qualche chiamata coraggiosa da parte della signora Di Florio in occasione dei tentativi di pescare la profondità del San Vito, letti perfettamente però in posizione di fuorigioco dalla direttrice di gara, che appunto sta svolgendo il suo ruolo di guardaline qui di fronte alla nostra postazione. Il pallone nel frattempo arriva dove c'è C6 che sfrutta tutti e anche oltre i 6 secondi che del regolamento ha il portiere per rimettere il pallone in gioco. Va col destro a cercare un'altra volta Torres, Aouar controlla. Primo cambio quindi comunque per il San Giorgio, che non ne ha effettuati nel corso della prima frazione, neanche nell'intervallo tra primo e secondo tempo. Cambio forzato per via di questo infortunio muscolare avvenuto a Duli. Attenzione al soccorso che torna da Graci, primo pallone per il 14 che appunto è il subentrato scelto da mister Chinnici. Fa un'ottima cosa qua perché si accentra e prende questo calcio di punizione. Mister Chinnici che anche ha a disposizione diversi importanti elementi di spicco nella sua panchina, anche Giorgio Chinnici, autore di 2 gol nel corso di questo campionato, oltre che lo stesso maltese che, ricordiamo, qualche noia muscolare, quindi questo non è stato scelto nei primi 11. Attenzione adesso allo grande. Questa prestazione sarà sicuramente oggetto di discussione per quanto riguarda gli addetti ai lavori del Piana, per via di tanta curiosità che c'è attorno a questo ragazzo che viene esperienza al Marsala nel corso di questa stagione, ma soprattutto dalla scorsa al Sant'Agata, dove ha anche fatto un gol in una ventina di presenze con la maglia della squadra siciliana. Un gol anche importante perché è arrivato contro la LFA Fenice Amaranto Reggio Calabria, che è la squadra che ha preso il titolo della Regina.
Comunque anche una soddisfazione qua per Mo Grande, che adesso aveva messo in moto Pace, che poi aveva provato questo filtrante che non ha sortito alcun effetto. Cambio gioco a cercare la corsa di Spadaro, che alla fine arriva al controllo, non è neanche male, però il campo era già finito da un po', quindi lascia Graci. Torres controlla, fa la sponda, bravo qui Torres, poi Graci viene colpito, calcio di punizione. Giallo anche per Mannina, primo ammonito della gara per il San Vito, l'altro è un giocatore del San Giorgio, è Corso. Segniamo il cartellino giallo a Mannina, arrivati nel corso del minuto numero 55 di questa gara, il 10° della ripresa. Manca ancora un sacco alla fine, ma San Giorgio con quei 2 gol di Torres si è davvero costruito un'ipoteca per questa gara. Adesso Pace sul punto di battuta, il numero 10 andrà a battere questo calcio di punizione per cercare di mettere un pallone velenoso al centro. Sa essere pericoloso dai calci piazzati il San Giorgio, lo deve dimostrare adesso di nuovo il numero 10 Giovanni Pace, che sul pallone lo mette al centro, stacca però un giocatore del San Vito. Corso, controllo infelice, arriva comunque il passaggio verso Pace che entra in aria, Pace al centro, spazza fuori CFO e dice quindi di no a un possibile uomo avversario sul secondo palo, anche se davvero c'era poca roba lì davanti per il San Giorgio, visto che erano tutti principalmente a rimorchio. C'è un altro giallo qui per Tricoli, che ha fermato in maniera irregolare la rincorsa di Cicala. Altro ammonito quindi per il match, terzo giallo estratto dal signor Quadrotto, secondo al San Giorgio. Giallo quindi anche per Tricoli, leader difensivo, forse davvero l'ultimo leader spirituale rimasto assieme a Gaio del San Giorgio lì dietro, visto l'infortunio di Duli. Cercatissimo anche ai tifosi, non solo dai compagni. Qua poi c'è un altro fallo subito da Corso. Lo sentite? Addirittura gli ultras del San Giorgio, che con qualche minuto di ritardo sono arrivati a sostenere la squadra di Piana degli Albanesi. Un cuore incredibile per i tifosi della formazione pianese, che ricordiamo arriva da una cavalcata incredibile, vince la prima categoria, vince la promozione. Adesso mette questo pallone al centro Torres, che di solito dovrebbe essere lui a trovarsi lì in quanto veste il 9. Il piede di Torres lo conosciamo, strapotere fisico e un'eleganza tecnica che solamente pochi eletti possono vantare, non solo nel campo di eccellenza. Torres, ancora il numero 9, ma sul destro, preciso il passaggio, poi addirittura proprio in spaccata a prendere questo pallone. Bravo Mannina però a eludere la sua marcatura, in qualche modo controlla Delfio, va da Spadaro e torna dietro, non è per Mannina, pressata a 2 uomini, riprende palla bene Scalisi. Torres sulla destra, non è uscito, adesso è molto decentrato Torres, non è più una coincidenza perché spesso e volentieri lo stiamo vedendo giocare ormai sulla destra. Io so, magari Lo Grande adesso fa punta centrale e qua si prende un calcio di punizione importante. Qualche problema vicino alla nostra postazione, anche discussione con Adelfio, che era abbastanza arrabbiato nei confronti di Tricoli. Attenzione, perché Tricoli è già ammonito, quindi deve stare attento anche a non cascare magari nella trappola che Adelfio vuole portargli per convincere il signor Quadrotto e estrarre un'altra volta il cartellino giallo. Al netto degli altri risultati che in questo momento stanno verificandosi negli altri campi di eccellenza, il Piana era in zona playoff al termine del girone di andata, 24 punti per la neopromossa, 1 in meno della Don Carlo Misilmeri, anzi pardon, 2 in meno della Don Carlo Misilmeri, che era 26, 29 l'Unitas Sciacca, poi 33 Gela, lontanissimo Athletic 37. Bisogna rimanere sempre nel range di 10 punti per poter permettersi di giocare ai playoff, e quindi San Giorgio deve cercare di non perdere più punti
nel corso di queste gare rispetto al Gela. Attenzione a Pace, mette un altro pallone al centro, esce senza problemi la difesa del San Vito, poi si scorda per un attimo il pallone Bargione, l'ultimo uomo, come spesso accade quando si tratta di calci piazzati, in quanto lui dispone sicuramente di altre qualità, non dei centimetri necessari per fare mai il rigore. CFO, passaggio un po' a metà, arriva comunque a Mannina e poi con calma prova a saltare il suo avversario. Stiamo parlando di Scalisi, oggi con la 4, però lui comunque il ruolo è quello di mezzala di rottura pura. Gol in campionato per Alessandro Scalisi. Attenzione a questo pallone che arriva nel rigore, deve spazzare il San Giorgio, lo fa. No, Mattia, pardon, con il nome numero 4, di proprio in rovesciata Balistreri, e non c'è maniera migliore magari per colpire la propria ex squadra. Per Pietro Balistreri, colto dal San Giorgio con un colpo tra i più importanti della sessione estiva, la squadra neopromossa appunto in eccellenza, quindi doveva un po' ricostruire una rosa che comunque, saltando da una promozione all'altra, da una categoria all'altra, deve adeguarsi al livello che cambia, che migliora, che si rende più duro e complicato da combattere. L'ha fatto nel corso della sua estate, l'ha fatto anche negli ultimi giorni con altri acquisti, tra cui Lo Grande, che adesso sembra essere lui la punta centrale, con Torres che torna a fare quel ruolo là, quel ruolo suo di seconda punta, di mezza punta, chiamatela come volete nel gergo calcistico. Dopo i 2 gol sembrerebbe proprio il numero 9 ora a portare su la manovra, a cercare magari più Lo Grande, che è un giocatore eclettico lì nella zona offensiva di campo, quindi può davvero trasformarsi in qualsiasi cosa voglia Chinnici. Lo stesso vale per Torres, che può anche sacrificarsi in zone più arretrate della metà campo di suo possesso. Qua però attacca a profondità, c'è Ceffo su di lui, spinto senza fallo, anzi sì, poi Rusconi esce in tuffo. Bello per i fotografi, non sono presenti a dire il vero qua al campo comunale di San Vito. Palla che gira alla sinistra, Spadaro viene anticipato da Graci, e poi l'ultimo tocco dovrebbe essere di Mannina, infatti neanche protesta il numero 3, neanche prova a ottenere questa rimessa, sa che la palla è del San Giorgio. 2-0, doppietta di Torres per ora è mortifera per il San Vito, 62esimo in corso. Aua, salta ancora una volta Pace, impreciso il passaggio al numero 5, colpito poi corso alle spalle, guarda il suo compagno qui Scalisi, mette il pallone fuori perché appunto ha visto anche le urla di dolore di corso colpito da un giocatore avversario che stava tornando sui blocchi difensivi, e quindi per questo motivo ha fermato il gioco. Si rialza corso, non è la prima botta che riceve il numero 8. Batte la rimessa Spadaro, poi Sacum ridà il pallone a Sisei, che controlla anche con qualche problema magari nel primo aggancio, non nel secondo. Allora, può andare lontano Sisei. Stanno cantando Cuscegni alle stelle gli ultras del San Giorgio. Effettivamente ci sta, siamo ancora nell'arco delle festività natalizie. Domani Epifania, tutte le feste si porta via, suona in gergo il proverbio. Tanto oggi l'eccellenza ritorna dopo una settimana di pausa per appunto festeggiare il Natale. Torna con questo importante match per entrambe le squadre, perché abbiamo parlato della situazione del San Giorgio, non di quella del San Vito, che è in piena zona
play out a pari merito con Oratorio, San Ciro e Giorgio e Casteldaccia, oltre che Partini Caudace, che sono praticamente le squadre che stanno dalla 11ª alla 14ª posizione. Fallo poi qua commesso la corsa ai danni di Spadaro, che si rialza subito per cercare di mettere avanti questo pallone. Noi abbiamo visto in maniera passiva quello che succedeva, stavo raccontando più che altro situazione di classifica difficile. Il San Vito, che ne ha promossa, ovviamente cercherà di mantenere la categoria come obiettivo principale. Poi qua riprende palla un'altra volta il San Giorgio, Spadaro controlla, può mettere in moto Mannina, ancora il 3, insiste, poi lui spunta Graci, si rinnova il duello tra i due terzini. Mannina, appunto, ricordiamo, esterno sicuramente più di contenimento che di spinta, ma sa anche fare questo. Chiama in causa adesso Spadaro, che è la vera freccia offensiva sul lato di sinistra per mister Policani. Va all'altro lato dove c'è Cicala, chiamato in causa più nel primo tempo, ora un po' più spento, però mette questo pallone al centro. Cicala va anche sopra la porta di Sisei, rimessa dal fondo quindi per San Giorgio Piano. Spunta Cecco, prova a cercare ancora Balistreri, fermato, lo stop poi qua provato da San Vito, che però regala palla praticamente a Torres, che prova subito il destro. Non ha avuto tanta pazienza qui Santi Flores, ha visto la porta, voleva siglare il terzo gol della sua giornata fortunata, la prima marcatura quest'anno per Santiago Torres, perché ne ha fatti pure due. Ha sbagliato il passaggio in maniera anche abbastanza inusuale Cicala, che adesso ha messo in moto da quella parte di campo un'altra volta Vales. Sinistro poi al centro, provato Streri, Spadaro, il tacco a liberare Mannina, ottima giocata, deviazione di Mannina, mantiene il pallone in campo il San Giorgio, anche perché l'ultima deviazione era di un giocatore in maglia bianca. Poi qua si lamenta Corso per lo scontro con Spadaro, che comunque ha dato vivacità alla fascia sinistra, più di quanto abbia fatto nel corso del primo tempo Issa. Calcio d'angolo per il San Vito, prova a riaprire la gara. Cross che arriva al centro, esce un'altra volta Torres. Belades mette giù il pallone, viene colpito qui il numero 7 Paolo Bulades, in maniera fallosa da Torres, che va subito a spiegarsi con Quadrotto, che ha visto forse più che l'intervento effettivo anche la potenziale pericolosità del gesto. Poi il contatto c'è, quindi viene fischiato fallo, quindi calcio di punizione per il San Vito, che ha un'altra grande occasione per poter dimezzare questo passivo creato nel primo tempo dal San Giorgio e dalla doppietta di Torres. Poco fa ha avuto un'altra occasione, anche se meno nitida, ma che poteva essere più ragionata e poteva portare a qualcosa di più. Arbitro, calcio spacciatore! Aspettiamo che venga battuto questo calcio di punizione. C'è Secum sul punto di battuta, quindi un esperto battitore di punizioni. C'è anche Mannina, la 3, vediamo, va Secum! L'occasione era buona, il destro anche, finisce di poco fuori.
Giorgio che rimane avanti di 2, ha provato il numero 4, passato in Serie C per lui, l'ho detto già più volte oggi. Allontano Sisei, controllo di Torres, ancora la ripresa dal San Vito. Messi Giacomo mette a correre con la parte Bulades, Cicala sinistro a tagliare, poi esce Scalisi, controllo poi di Pace. Torres dovrebbe essere regolare perché era all'interno della metà campo di sua proprietà. Ancora Torres, fermato da Guasolo per un attimo, può andare il 9. Torres insiste, arriva pure Graci ad aiutarlo, mantiene però il pallone lì sulla bandierina e ottiene il massimo, ovvero un calcio d'angolo credo, se non addirittura una rimessa laterale. Vediamo. Cerchiamo di capire quello che farà adesso San Giorgio. Una laterale già battuta male, però poi si allunga troppo il pallone ad Elfio. Messa quindi ancora per i biancorossi. Graci, in qualche modo esce Ceffo, poi in mezzo a 3 si era smaterializzato Pace, ma non c'è fallo per il signor Quadrotto. Ancora Corso lì a sinistra, si è posizionato sull'out mancino Corso, con Pace più accentrato. Questa è un'altra mossa tecnica tattica di mister Chinnici, che negli ultimi minuti sta avendo una sua personale configurazione. E qua la spinta di Torres ai danni di Mannina, tanto per prendersi un calcio di punizione. Secum va lontano, fermato però il lancio del numero 4 da un giocatore del San Giorgio. Non c'è neanche fallo su Pace, ottiene quindi una rimessa comunque in ogni caso il San Giorgio. Crampi anche per Giovanni Pace, autore di uno degli assist fortunati per Santiago Torres. Aveva messo anche un altro, non solo la sola sul calcio di punizione, ma anche una staffilata al centro dove Torres a porta quasi sguarnita, però ha messo fuori. Peccato per lui perché poteva essere tripletta. Ha interrotto un digiuno che durava da un po', lui che è stato uomo scelto anche da Chinnici per dare il cambio a Maltese, che come ricordavamo anche in apertura ha qualche problema fisico. Miglior marcatore del San Giorgio in questo inizio di campionato, con 6 reti segnate nella gara tra le gare del girone di andata. Mannina, pallone che però viene ripreso da Scalisi. Allora Torres guarda al centro, Cello Grande che viene però anticipato, palla quindi per Cicala, preferisce tornare da Ua. Ceffo, Saccum, 73esimo, si prende fallo l'ex Trapani. Solo Trapani, anche altre squadre, Calabria, 3 regioni mediterranee del nostro calcio. Ancora per il San Vito, che ha provato la corsa di a destra, il buon Bulades, fermato però, quindi sarà ancora rimessa per Sisei. Si intensifica il riscaldamento per alcuni dei giocatori del San Giorgio, però solamente Graci, la scelta di mister Chinnici, scelta obbligata dall'infortunio di Duli, che arriva adesso al centro della tre quarti campo del San Vito. Prova a uscire Mannina, ce la fa il numero 3, aveva anticipato
suo attaccante da Tricoli. Per qua Pace viene colpito, ma il signor Quadrotto non segnala il calcio di punizione. Certo, a noi era molto più facile capire l'entità del contatto. Secum, ancora il 4 a cercare avanti Adelfio, poi Scalisi, non in maniera perfetta, infatti il pallone ancora degli avversari. Cicala mette il destro al centro, anticipato Balistreri, prova Scalisi a mantenere il possesso. Bargione non riesce a pulire questo pallone il San Giorgio, continua pressione molto alta quindi il San Vito, con Ceffo che cambia gioco in maniera imprecisa però. 75esimo, manca un quarto d'ora praticamente alla fine, più recupero segnerà il signor Quadrotto. 0-2 Comunale di San Vito. Avanti il San Giorgio grazie alla doppietta di Torres che adesso fa la sponda e attenzione al contropiede dei biancorossi, ancora con Logrande che trova Torres, sempre il 9, pone sul destro, lo fa partire. Occasione un'altra volta per Torres, Logrande forse gliel'ha data con qualche metro di differenza rispetto a dove lo voleva il numero 9, che comunque è riuscito a controllare, andare sul destro e a provare il tiro che però si è concluso di poco al lato rispetto alla porta difesa da Rusconi. Nel frattempo c'è un problema per Awa, vediamo se sono solamente crampi oppure un problema di natura muscolare. Tocca all'altezza delle ginocchia Awa, vedo che ci sono giocatori pronti a subentrare. Tempo è uscito il numero 8 del San Vito Presti Giacomo, è entrato il numero 14 Ruvolo. Cambia anche nel San Giorgio, è uscito Parisi, messo anche Bargione. Anzi no, Parisi si sta dissetando, Bargione si esce. Ovviamente appena avremo maggiori possibilità di capire chi è entrato nello scacchiere di Mister Chinnici lo faremo, però sappiamo solamente di Graci al posto di Duli, cambio forzato per il San Giorgio. È entrato anche qualcuno al posto di Bargione, poi sono anche altre parti del campo, quindi da noi proprio è molto difficile captare chi è entrato. Prende palla adesso proprio il San Giorgio, insiste sulla destra, Corso va proprio lì dove c'è Graci che controlla, anzi preferisce i servizi al centro con la testa, poi Secum pulisce questo pallone. Spadaro fa prendere il pallone Corso, scivola Secum, la buona per Scalisi al centro, Torres, l'idea era per Logrande, prende per un'altra volta palla numero 17 San Giorgio Miliziano, è entrato al posto di Bargione, ancora lui, ferma Rusconi con i guantoni questa sfera che stava avvicinando verso la sua figura. Poi Adelfio, lo scambio con Mannina, ottima sponda del numero 17, ancora Mannina prova a immettersi una corsa personale, aiutato a turno dai suoi compagni. Poi Cicala riprende questa palla, la consegna da quella parte a Bulades, pallone al centro, fermato. Un'altra volta il San Vito, esce Awa che sembrerebbe essersi ripreso, quindi solo crampi per lui poco fa. Ceffo, sempre Lucas Ceffo, pallone per Spadaro, torna dove c'è Secum, guarda la porta, Secum la mette dove c'è Bulades che di testa la rimette al centro, pallone che sorvola nuovamente la porta difesa da Sisei Lamen. 79esimo. Confermiamo il cambio di Mister Chinnici con Miliziano al posto del buon Bargione.
parte la rimessa il portiere del San Giorgio, la Men Sisei, autore di grandissime parate nel corso di questa gara. E poi attenzione al pallone che Pacio a dare allo grande, riprende però la sfera il San Vito e può ripartire in contropiede per regalarsi un finale pieno di speranza. Pallone bello di Seccum a cercare un'altra volta Bulades che va sul sinistro, rientra sul destro, Bulades la mette al centro, Sisei bravissimo, si mette anche a correre Scalisi, anche se guarda con la faccia di quello che vuole tornare dietro, che vuole pensare prima di agire, e infatti il San Giorgio ritorna sugli scudi anche se sbaglia il pallone corso, lo fa anche Cieffo, ma non c'è nessuno a pressarlo. San Vito che vuole ritornare quantomeno a sperare di regalarsi qualcosa per questo finale. Rischia Seccum sul pressing di corso, Avoa torna da Rusconi, continua Cieffo, trattenuta da Elfio, un'altra volta la sponda con Cieffo, può ripartire Balistreri, Spadaro sulla sinistra, colpito con fallo. Che peschi! Calcio di punizione, 81esimo in corso nei 90 previsti di questa gara. Ha giocato già il pallone il San Vito, ancora con Cicala che ha invertito la sua fascia. Vediamo se è una cosa temporanea oppure magari sarà una soluzione che verrà mantenuta, anche perché Mannina è lì vicino a lui, quindi probabilmente è solo una cosa temporanea. Vediamo, Seccum presa al centro, Sisei un'altra volta prende tutte lui quando arrivano nell'area piccola, chiama calma, poi parte di campo difesa del San Giorgio, attenzione a Miliziano, se ne va lui, colpito. Ottima azione personale qui del 17, più fresco di tutti, ha provato quindi la corsa sulla fascia mancina, accentrandosi e venendo colpito da Seccum, che consegna quindi una rimessa calcio di punizione a favore del San Giorgio. C'è qualcuno lì nei pressi del bordo campo per la squadra ospite pronto a entrare. Vediamo chi si tratta, vediamo chi uscirà. Esce Torres, esce Santi Torres, autore di 2 gol, MVP d'onore, anche se Sisei si merita anche lui una statuina virtuale nel migliore in campo per via delle diverse parate che ha effettuato. Al suo posto entra Zummo, quindi maltese viene risparmiato. Zummo per il San Giorgio a prendere il posto di Torres. Cross impreciso di corso, che non era male, si era proposto lì a sinistra un'altra volta Miliziano, quindi cambio per Chinnici, entra Zummo, sarà lui l'uomo che attaccherà in prima battuta l'area di rigore del San Vito, sia in fase di pressing quando si difende, sia con la palla tra i piedi o con inserimenti velenosi quando la squadra attacca. Agua. Seccum è ancora in gioco quando tocca Bulades, deve prendere ora con calma Cicala che gioca più interno, quindi confermiamo il fatto che non era una cosa temporanea, sta giocando mezzala praticamente Cicala adesso. Rischia qua Seccum, attenzione al pressing di Corso che torna sul numero 4, colpito Corso da Seccum, non c'è niente per il signor 4-8, rimane a terra Corso, ma non credo che il San Vito vorrà mettere il pallone fuori, ma adesso ferma direttamente tutto CF, rimessa che sarà battuta quindi da un giocatore
del San Giorgio. È a terra corso, colpito da Sekum in maniera involontaria nel tentativo di rubargli il pallone. Corso si era avvicinato in maniera anche abbastanza pericolosa al mediano del San Vito. Richiama i suoi il giovane Spadaro. Non era il merito per il 13 perché comunque ha creato qualcosa in più magari rispetto a chi ha sostituito, anche se non è bastato. Prende un'altra palla Pace e vince un altro contrasto. A sinistra per Miliziano che si propone, entra in aria, cerca Zummo, palla è buono per lui, ancora Zummo, aspetta un compagno, non va al tiro in porta anche perché era fermo davanti a lui Avoa. Allora, Tricoli apre di nuovo per Pace che può inventare. Pace prova il destro che non si abbassa. La rimessa al fondo per Rusconi che vorrà anche accelerare i tempi. Lo fa, infatti batte dalle parti di su numero 3 Mannina. Spadaro. Adelfio fermato, stavolta non funziona la sponda per il 17 ex Don Carlo Misilmeri. Comunque era riuscito spesso in questo fondamentale, non è questo però il caso purtroppo per lui e per il San Vito, perché il tempo inizia a farsi davvero piccolo, almeno quello che manca. Quello che invece è trascorso è davvero ingente. Siamo infatti nell'86esimo. Miliziano cerca la corsa di Scalisi, si inserisce il 4, poi Zummo, conclusione niente male, sarà coordinato bene qui il 18, troppo debole però per fregare Rusconi. Anche lui cosa che possiamo sicuramente recriminare, magari in qualche piccolo particolare, ma molto bravo il portiere del San Vito. Poteva poco sui 2 gol, anzi alcuna l'ha presa. Ancora Miliziano, torna addirittura da Sisei. Questa è una scelta ottima che fa correre in avanti il San Vito e poteva magari essere infilato. Allo stesso però vince ulteriori tempi di gioco che servono poi nel computo totale per far passare questi secondi. Rischia la Menzi 6. Pallone buono ancora per Graci. Zummo torna dietro. Con calma Parisi, nonostante il pressing, mette in corsa Pace lì a sinistra. Ancora Pace, subentra nel rigore il numero 10 dopo un altro rimpallo. Torna forte sul pallone Lo Grande, la parata di Rusconi, un'altra ottima parata, poi Cicala salva la rimessa ma praticamente regala un calcio d'angolo al San Giorgio. Bravo Rusconi, si conferma uno dei migliori, se non il migliore appunto nel San Vito. Non è mai un buon segno quando il migliore è il portiere, però c'è anche da dire che anche nel San Giorgio Sisei ha fatto diverse parate interessanti. Sisei non aveva salvato la rimessa Cicala, meglio per lui perché se no avrebbe concesso un calcio d'angolo. Poi c'è una palla trattenuta in irregolare da un giocatore del San Giorgio. Calcio di punizione, anzi di messa laterale, è uscito il pallone. E qua vedere la linea giustamente è un po' impossibile per noi. Sta che il tempo passa in favore ovviamente del San Giorgio. San Vito che non ha mai veramente cercato una pressione così tanto asfissiante per poter mettere in difficoltà il San Giorgio con continuità. Qualche piccolo sprazzo c'è stato, qualche occasione pericolosa soprattutto nel primo tempo c'è stata, con Bulades soprattutto. Il numero 7 si è fatto parare diverse occasioni da Sisei, che vedremo nei nostri highlights. A destra dove c'è proprio Bulades che mette il pallone al centro. Spadaro, ancora lui. Si arrabbia infatti mister Chinnici, lo sentiamo praticamente da qua. Liberissimo di saltare. Numero 13 che arriva sulla figura di Sisei, che però fa un'altra parata
da non sottovalutare. Graci. In testa trova solamente il mediano avversario, ovvero Saccum, che prova ad aprire. Parisi però, in interdizione, può far partire il contropiede. Attenzione al 2, c'è Scalisi libero a destra, preferisce corso e preferisce riflettere. Parisi torna dove c'è Logrande. Comunque tra gli attaccanti Chinnici ha scelto di togliere Torres. Sì, perché anche Torres è uno di quei calciatori che in Inghilterra chiamerebbero injury prone, ovvero che tendono a infortunarsi spesso. Non so se perché comunque è anche un testato di stima per Christian Logrande, un giocatore che nel 2004 sicuramente potrà crearsi un avvenire. Già l'ha fatto debuttando in Serie D, facendo una ventina di presenze col Sant'Agata, trovando anche un gol bellissimo contro la Anicia Amaranto, Nuova Regina, che adesso appunto torna a chiamarsi Regina dopo l'anno post fallimento, perché il titolo è rimasto alla gestione precedente, ma sono casi che non ci interessano. Ci interessa invece sapere che siamo entrati nel 90°, tempo di recupero quindi alla gara tra San Vito Lo Capo e San Giorgio Piana, qui al comunale del comune trapanese. Esce Scalisi, nel frattempo lo vedete alla destra del vostro schermo, minuti anche per numero 16, la formazione di Piana, Vincenzo Pizzo. Cambia gioco il San Vito, pallone che era destinato a Mannina, sporcato da Pace, quindi rimessa ancora per San Vitesi. Fermato Adelfio, può ripartire quindi in contropiede un'altra volta il San Giorgio, deve uscire Rusconi, non lo fa in maniera tanto precisa, infatti la palla è buona per il San Giorgio, lì sull'out di sinistra. Non è per Logrande, che ha cercato la porta, destro neanche tanto male, anzi. Impreciso qua invece di il numero 4 Saccum. Giorgio che adesso fa passare i secondi, siamo entrati nel secondo di recupero che finisce praticamente a breve, a secondi. Esce Ceffo, inizia a partire la ola i sibilini, le O di attesa dei tifosi del San Giorgio, e vedono vicino un'altra vittoria per continuare a sognare in grande i primi 3 punti del 2025, che ovviamente vuole essere un altro anno importante per il San Giorgio, le prime 2 promozioni consecutive. Sarà difficile scalfire Athletic, anche le squadre che provano a essere le sue inseguitrici, pensiamo al Gela, pensiamo allo Sciacca, ma San Giorgio, nonostante lo status in promossa, ha costruito, ha allestito una squadra che potrà competere, ma siamo ancora solamente all'inizio del girone di ritorno, il giro di boa di questo campionato. Rischia qualcosa Sisela Men, bravissimo oggi comunque. Su questi 3 punti c'è la sua firma, in maniera vaga e spirituale sul tabellino. Lo 0 alla voce gol del San Vito è suo merito, quel 2 invece del San Giorgio è merito sicuramente di Santiago Torres, uscito nel corso dell'ultimo spaccato di gara, gli ultimi 10 minuti di gara, per far posto a Zummo, che adesso va a pressare forte. Un altro pallone al centro per il San Vito, Sisei lo può tenere lì,
Fischietto in bocca per il signor Quadrotto. Finita! Siamo entrati forse al 94esimo. Per Rusconi, va lontano lui, scivola poi Parisi, per fortuna senza conseguenze. Ed adesso sì, non c'è più tempo, il San Giorgio vince la prima gara del suo 2025, lo fa grazie a doppietta di Santi Torres, 2-0 a un San Vito che ci ha provato in maniera timida, ma questo non può bastare contro una squadra che sogna i playoff. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi in questa domenica di eccellenza sul nostro canale YouTube di Sportisili. Noi vi rimandiamo l'appuntamento ovviamente agli appuntamenti di prossima settimana, il prossimo weekend sempre pieno di gare tra calcio 5 e calcio 11. Da Gabriele rispetto a tutto e a risentirci con lo spettacolo dell'eccellenza qui su Sportisili.